E siamo al momento di Feltri preso a parole. Saluto, buonasera direttore dalla redazione di Libero, il direttore Vittorio Feltri, ben ritrovato. Grazie e un saluto a tutti. Allora, sta montando questa polemica sullo ius soli, la vogliamo spiegare al popolo? Perché in tanti mi dicono io sono contro lo ius soli, però intanto spiegami cos'è lo ius soli, mi chiedono, perché si è contro a prescindere, però c'è una motivazione per essere contro, spiegala. Sì, è anche molto semplice da spiegare questa questione. Lo ius soli consiste nel concedere la cittadinanza italiana a chiunque a qualunque straniero che nasca in Italia. È una questione automatica, direi. Uno nasce qui, automaticamente diventa italiano. C'è da chiedersi, ma i genitori come li trattiamo? Diventeranno italiani anche loro, presumo, e forse anche i fratelli di colui che nasce in Italia. Insomma, andiamo incontro a un caos abbastanza violento. Se teniamo conto che nella maggior parte dei paesi europei per avere la cittadinanza uno straniero deve pagare cifre astronomiche, invece noi la concediamo in modo gratuito a chiunque, senza neanche fare una verifica, il che comporterà parecchi problemi. Però io devo anche dire che forse il problema numero uno non è tanto lo ius soli, cioè la cittadinanza regalata in questo modo, ma di disciplinare gli ingressi nel nostro paese. Meglio ancora sarebbe sospenderli, perché noi non siamo più in grado di mantenere tutta questa gente, non siamo in grado di assisterla, di concedere un tetto del vitto, e poi oltretutto bisogna mantenerli di sana pianta, e questo noi non lo possiamo più fare perché abbiamo un debito pubblico mostruoso, abbiamo molti poveri italiani che sono in difficoltà, e quindi si crea una sorta di ingiustizia, perché molti nostri compatrioti si lagnano del fatto che gli stranieri vengano addirittura trattati meglio. Forse non è così, ma comunque vengano trattati meglio dei nostri poveracci. Insomma, è una questione sociale molto delicata. In questo caso bisognerebbe procedere con i piedi di piombo, mentre la sinistra in particolare vuole procedere ad approvare lo ius soli per motivi elettoralistici, nel senso che la sinistra è convinta che tutti coloro che avranno la cittadinanza regalata poi voteranno per il Partito Democratico, o comunque anche per gli altri partitini di sinistra. E allora, se noi dobbiamo sempre fare tutto in funzione elettorale senza badare agli interessi nazionali, forse commettiamo degli errori gravissimi. Ecco, probabilmente è anche vero, perché con la polemica che si è scatenata, quelli che avranno la cittadinanza di certo non andranno a votare quelli che non gliela volevano dare. Le priorità del Paese però rimangono alte. È evidente. Le priorità del Paese rimangono altre, volevo dire, perché insomma non è questa sì, una... Dicevi? In sostanza, con tutti i problemi che ci sono in Italia, non si capisce perché sia diventata addirittura un'emergenza quella di concedere la cittadinanza a chi nasce qui. Mi sembra che ci siano altri problemi da affrontare con maggiore urgenza, e invece non si parla d'altro, perché evidentemente la sinistra ha fretta di sistemare questa cosa per accontentare una fetta di pubblico. Io credo che però lo ius soli sia altamente impopolare, per cui non credo che la sinistra si gioverà molto sul piano elettorale di questa legge che sta scontentando e fa ricciare il naso a quasi, non a tutti, ma a quasi tutti gli italiani. Direttore, non so se ti capita ogni tanto di vedere i vari canali televisivi, dibattiti noiosissimi, che però fanno passare quelli che la pensano come te, come noi, per dei poveri razzisti, perché si raccontano le storie di tanti immigrati che, poverini, sono qui da anni, sono
magari più milanesi di me e di te, che non hanno la possibilità di andare avanti nella vita per via di questa cittadinanza, e lo stesso tante immagini di profughi, tanti film, tante fiction che ci fanno vedere come noi che diciamo che ce ne sono troppi siamo in fondo dei crudeli. Ma che operazione è in atto secondo te? Ma guarda, intanto le cose non stanno così, nel senso che gli argomenti usati dai sostenitori dello Ius Soli vanno contro la realtà. L'anno scorso, per esempio, l'Italia ha concesso la cittadinanza a 200.000 extracomunitari, dico 200.000 e sono tantissimi, quindi non è vero che in Italia sia difficile ottenere la cittadinanza, anzi è molto facile, e lo Ius Soli è limitato a coloro che nascono in Italia, quindi è un numero nettamente inferiore. Certo che bisogna considerare un fatto: ormai a fare figli sono soltanto gli immigrati e quindi d'ora in poi saranno più numerosi coloro che i bambini stranieri che nascendo qui acquistano in modo simultaneo la cittadinanza italiana. Fra 10-15 anni ne vedremo gli effetti devastanti. Ecco, l'altro giorno mi sembra di ricordare... Come d'altra parte, scusa... Sì. Dimmi Vittorio, dimmi. No, come d'altra parte è successo in Francia, in Inghilterra, dove i terroristi di solito sono dei cittadini o francesi o inglesi o tedeschi, ma sono cittadini che hanno ottenuto la residenza, che hanno ottenuto la cittadinanza proprio stando qui, quindi costituiscono un pericolo visto l'andazzo del terrorismo. E invece da noi non c'è nessuna prudenza, come non ce n'è stata in Francia e in Inghilterra, ma noi, forti delle esperienze altrui, dovremmo essere più cauti nell'assumere certi provvedimenti. Certo, no, lo dico a beneficio di chi ci segue abitualmente. Non è che il direttore si è rincoglionito, è che essendo collegato dalla... No, lo spiego perché magari qualcuno pensa che siamo diventati... vecchi prima del solito. Essendo collegato dalla redazione del quotidiano c'è un ritardo di qualche secondo, quindi risponde con un po' di ritardo alle mie sollecitazioni e io con un po' di ritardo alle sue. Per questa ragione tranquilli che Feltri è sempre sveglio, vispo e chi ci ammazza, no? Diciamolo, perché sennò sembriamo due celebrolesi che dialogano, no? C'è il piccolo ritardo. Sì, è vero, è vero. Beh, un po' rincoglioniti siamo, però non del tutto. Ecco, esatto, ce ne vuole ancora prima di arrivare a quel livello. Allora, ti volevo dire, tu l'altro giorno, se non sbaglio, hai messo in copertina, in prima pagina di Libero, un'enorme mortadella. A che serviva quella mortadella? Una volta i giornali servivano per incartare, però eravamo più poveri, avevamo altri... Il pesce. Il pesce, ecco. Quella mortadella che ci faceva in prima pagina? Ma perché in un istituto con 400 bambini a merenda dovevano essere distribuiti 400 pani tramezzini contenenti la mortadella, che ai bambini piace, ma anche ai grandi piace. In genere, insomma, va incontro ai gusti degli italiani. Ebbene, è stata sospesa la distribuzione dei panini a tutti e 400 i bambini, perché tra di essi c'erano dei bimbi musulmani che non avrebbero gradito la mortadella, ma io credo che i bambini, anche quelli islamici, non avrebbero disdegnato la mortadella, ma l'ingiustizia comunque nasce dal fatto che per accontentare 30-40 bambini musulmani la mortadella e il panino non è stato dato a quasi 400, a 360 fanciulli. Questa mi sembra una cosa grottesca, e però è significativa di una mentalità sbagliata che noi abbiamo, e cioè siccome
non vogliamo imporre le nostre tradizioni anche alimentari, non facciamo che cedere alle tradizioni di una minoranza costituita dai musulmani. Siamo di fronte a un gesto di sudditanza nei confronti di coloro che ospitiamo, che dovrebbero invece, per integrarsi, sposare i nostri costumi. Invece succede il contrario, siamo noi italiani che ospitiamo e sposiamo i costumi di quelli che facciamo venire qui e ai quali poi estendiamo addirittura il welfare, eccetera eccetera. Insomma, secondo me è una situazione grottesca che andrebbe affrontata in modo deciso e serio, soprattutto serio. Allora direttore, andiamo un attimo in pubblicità e subito dopo continuiamo con la tua rubrica Feltri preso a parole. A tra poco. Benissimo.